Buonasera, buon lunedì e benvenuti a Corner. Stasera ci occuperemo chiaramente della partita di ieri sera, del derby, con anche le polemiche, perché no, del dopo gara. Proveremo anche a chiarire qualche dubbio, proveremo a farlo. E intanto però devo salutare e ringraziare Angelo Micale. Buonasera Angelo. Buonasera a voi. Saluto Angelo Patanè. Che bella famiglia che siamo, cioè, questa è la famiglia ricomposta. Buonasera a tutti. Grazie ad Alessandro Vagliasini. Buonasera. E poi abbiamo dall'altra parte Noemi. Fin tanto che mette il rosa in trasmissione, per me sarà Noemi. Ormai praticamente non ne può più. Flebo, bisogno di una Flebo, non possiamo iniziare la trasmissione così. Lui è il primo hater dei miei outfit, purtroppo 70% di rosa nel mio armadio, lo ammetto, recupereremo comunque. Buonasera a tutti gli amici e le amiche, la linea WhatsApp per favore, chiamatemi Naomi, almeno lì, dopo la vittoria solo Naomi, quando perdiamo solo Noemi. Siamo La rimasti nostra è in una questo battuta, Noemi, perché l'inquadratura che ti fanno a mezzo busto, praticamente, diventi rosa-nero. No, e in una giornata dove si parla di derby, mi sembra che oggi sei proprio fuori tema di colore. Puoi anche ammettere che tu prima hai applicato così la mia ciocca di capelli sulla mano e hai detto guarda questo è rosa nero, cioè discorsi fuori dalle telecamere della Luna, però vabbè. Bene, grazie, fra poco dunque daremo conto anche dei vostri messaggi, dei vostri feedback per quello che sarà poi il tema della nostra discussione di stasera. Vorrei salutare anche e dare il benvenuto ai cugini. Buonasera ragazzi. Ciao buonasera. Ci ripensiamo noi a mantenere un po' di rosso azzurro qua. Ecco, bene, grazie. Angelo, scusami un attimo, oggi volevo fare gli auguri a mia mamma che fa 70 anni. Auguri, ci stanno gli auguri. Vanno sempre fatti gli auguri. Benissimo, allora prima di incominciare le nostre discussioni rivediamo la partita, vediamo che cosa ha messo insieme Ottavio Longo nel suo montaggio, nel racconto della partita del derby tra il Catania e il Messina. Allora, permettetemi di dire che questa immagine finale, cioè quella degli spalti, è davvero una cartolina splendida di quella che poi è la genuinità, no, del tifo per i colori rosso-azzurri. Acuisce il rammarico per ciò che è accaduto a Padova e per ciò che è accaduto dopo Padova con la chiusura dello stadio, sia per la partita di campionato con il Giuliano che per la partita di Coppa Italia col Padova stesso. Queste cose nell'economia di una stagione contano, quindi ancora una volta quel gesto onestamente è la macchia più grossa di questa stagione e va cancellata rapidamente.
Allora, volevo sentire, in attesa di avere indicazioni dalla regia, se poi riusciamo a recuperare. Sì, così tronchiamo. Cerchiamo di togliere, Angelo, cerchiamo di togliere, perché poi ognuno Mettiamola ha il così. suo punto di vista, ognuno ha la Mettiamola sua così, opinione. facciamo vedere un'altra inquadratura dell'azione più controversa della partita, perché poi da una parte all'altra nessuno voleva perdere. Ecco, guarda, la stiamo vedendo in questo momento. Fermiamoci là. Allora, questa è Un l'immagine. attimo, allora dobbiamo Dalla intanto tribuna B, vedete, dobbiamo dire che il tifoso si chiama Michele, che ha guardate questo... il braccio di Dumbravano e guardate dov'è Del Rio. E là. Guardate, Welbeck, il pallone, il carambola e poi Eccolo qui, Dumbravano. il movimento. No? Allora, dalle immagini dei network nazionali questa situazione non era ben leggibile. Eccolo qua. Qui oggettivamente il braccio è largo, Fermiamolo non è qua. attaccato al corpo ed è braccio e non è spalla, come Eccolo è qua. stato Stiamo supposto. Abbiamo fatto un fermo nel immagine, post-partita. anche perché ieri durante la partita No, la e anche sensazione- guardate dov'è Del Rio. Esatto, Da la- questa angolazione è proprio esattamente in perpendicolare rispetto fermiamola al qui punto. l'immagine e soprattutto stemperiamo un po' di polemiche che ci sono state. Vabbè, polemiche normali, Normale, ci sta un po' di polemiche, oltretutto anche molto e ti ripeto, le composte. immagini dei network nazionali che hanno trasmesso in diretta la partita non fugavano i dubbi, lasciavano così in sospeso la valutazione definitiva su questo episodio. Alessandro, le polemiche sul campo sono state rigorose e molto veementi. Giacomo Modica è stato invece un grande personaggio, un grande allenatore, continuo ad avere quest'ottima percezione di Giacomo Modica. Anche nella conferenza post partita ha detto: beh, guardatelo voi e fatene un po' le conclusioni. Lo abbiamo guardato dalla prospettiva dell'arbitro e mi pare che, d'accordo, può essere un rigore dato in maniera generosa ma non generosissima, perché questo... Allora, ringraziamo intanto la fonte, tifoso, si chiama Michele, preso da Facebook, rilanciato anche, dobbiamo anche dirlo, dal sito Quest'ultima immagine Catalista. che poc'anzi la regia ci ha proposto, cioè ecco esattamente qua, mi porta a dire che se io fossi stato Del Rio in quel frame, con quella visione, posso anche pensare che sia calcio di rigore. No, è calcio di rigore. No, dico, Beh, per... Volevo sentire Angelo Micale, che non ha detto nulla su questo episodio. Allora, io diciamo da questo punto di vista sono molto più pragmatico. Se l'arbitro ha fischiato il calcio di rigore si possono fare tutte le polemiche di questo mondo, ma ormai il calcio di rigore l'ha fischiato, non è tornato indietro, non esiste il VAR in Serie C, Tranne play-off e meglio, play-out e o Coppa meglio Italia. adesso arriva, come c'è stato in Coppa Italia, e lì possono cambiare tante cose, sono cambiate tante cose grazie anche al VAR, ma diciamo che per chi ha guardato la trasmissione da casa, la partita da casa, come nel mio caso, non si era visto completamente niente, proprio quando dico niente, zero. È bello che più lo rivedevo e più non capivo, non riuscivo a capire neanche quale giocatore aveva toccato il pallone con la mano. Angelo, quanti anni hai fatto televisione? Penso... un pochettino. Qualche anno l'hai fatto. Le immagini di ieri non erano sicuramente le immagini felici. No, anche... Allora, non sono perdone, sicuro. se la VAR avesse dovuto giudicare sulle immagini del network nazionale, il rigore sarebbe stato revocato. D'accordo, ma... Paradossalmente. Quelle immagini penso proprio di sì. Beh, però considerate che Ma il in VAR ogni caso lavora quando su c'è, otto quando telecamere, c'è il VAR non si ragiona con 2 telecamere come Benissimo. quelle che erano montate. Però Quindi non si può fare. paradossalmente l'immagine migliore c'avevano quelli della tribuna B, tant'è che il video Allora ci aveva ha ragione, dato molti più. aveva ragione Modica nel momento in cui ha detto che il calcio di rigore è stato generoso o farci una nostra ragione. Di contro Del Rio forse ha avuto la prospettiva migliore, ce ne siamo accorti Beh, stasera. probabilmente sì, perché le immagini ci Lo hanno possiamo mostrato. rivedere ancora, Possiamo se vogliamo. rivedere, magari confermare che si trovava praticamente in linea con No, ma quanto si soprattutto svolgeva. è il movimento del difensore che non rimane col braccio ancorato, ecco, è proprio la ricerca del pallone, braccio largo. Che Magari poi... un momento distinto, Poi un Del movimento Rio, distinto. guardate, Del Rio è reattivo subito, cioè per lui dice non ci sono dubbi e rigore. Guardate, questo è proprio il momento del contatto, mentre le immagini che arrivano dai network nazionali
hanno una prospettiva infelice, un'ottica altrettanto, una lettura dell'immagine particolarmente ritardata sul momento dell'impatto, Allora, e quindi... Abbiamo cercato di chiarire. Sì, Angelo, la cosa più interessante sarebbe capire un'altra cosa, Che soprattutto perché probabilmente ci guardano, e ne sono convinto, anche diversi tifosi del Messina. Se effettivamente il Catania meritava di vincere e se il Messina meritava di pareggiare. Su questo si potrebbe anche discutere anche ampiamente da questo punto di vista, rivedendo anche il numero delle azioni. Allora, guardate, io proprio per questo motivo anticipiamo anche la moviola, no, in qualche modo, perché l'unico frame di azione che abbiamo potuto proprio estrapolare è proprio questo triplice intervento di salvataggio che c'è stato ieri sulla linea di porta del Catania. Mi pare giusto, e credo a Gaetano Marano che è in regia, di agevolarci questa azione. Ragazzi, primo intervento di Bois, secondo intervento di Bois, ma non è finita. È arrivato anche quello di... Arriva il tiro di Frisenna, Castellini. qui si infortuna Peralta, qui Ragusa, Frisenna, Castellini. Quindi 3 salvataggi in contemporanea. qui diciamo che, ma non è, noi abbiamo tirato fuori Il secondo soltanto... è quello che... Sì. Io ero convinto che il pallone fosse entrato in rete. Sarebbe stato autogol se non sbaglio, perché era stato toccato da un giocatore del Catania il pallone, quindi possiamo rivedere, guarda, eccolo qui, ecco, giocatore del Catania che era proprio Castellini che poi ha tolto il pallone praticamente in dalla ultima linea. su Frisenna. Esatto, quindi E qui in questo contrasto tra Ragusa e Peralta si infortuna. Quello è il momento dell'infortunio di Peralta. E mi sa che fra l'altro non sarà un infortunio di poco conto, ma Purtroppo si sospetta. Non sarà disponibile sicuramente per la partita di Sorrento, e questo comunque già... sarebbe... No, dico nell'immediato, già non averlo a Sorrento comunque per me sarebbe è un miracoloso se no, fosse a disposizione per non sto per dicendo qualcosa per di i cui playoff, meglio non sì, parliamo. ok, Siamo- per i play. insomma, abbiamo chiarito, abbiamo discusso abbondantemente su alcuni episodi della partita, non dimentichiamoci il palo di Cianci, non dimentichiamoci neanche No, ma io- la traversa sfiorata dal Signorile. Messina. No, Signor- infatti mi piacerebbe capire, Sì. il Messina, a parte la trasferta sfiorata e questo salvataggio sulla linea, cos'altro No, azioni non mi pare che non ci sono non mi state. pare che C'è stato un tiro da fuori di Mausso, una punizione di Rosafio dal limite, però diciamo, situazioni normali. contingenti. non chiare prima, azioni da prima rete. di andare a fare la prima pausa della serata vorrei andare da Naomi perché facciamo un primo giro di messaggi, sentiamo quali sono, Oggi ci diciamo, scriveranno anche qual è il giustamente i sentiment, tifosi del degli Messina, amici che ci qui. seguono da casa. Fra un attimo la vediamo, eccola qui, Nel arriva. frattempo era di buiato tutto, è successo di tutto. Avete parlato di Peralta, ci sono molti messaggi per lui. Scrivono: buonasera, ieri vittoria di sacrificio, la cosa che mi ha colpito, Peralta stava dando tutto. Dispiaciuto per l'infortunio, esempio da seguire, suda sempre la maglia, spero che a Sorrento i compagni possano dare tutto per Peralta. Vincent. Poi c'è Stefania che scrive: ieri mio marito ha fatto un fioretto, non ha fumato per tutto il secondo tempo, ti prego Catania fagli livare un vizio, io ci voglio credere. E voi FC sempre. Stefania, la partita dura 90 minuti, la giornata 24 ore, non ti fidare di questo fioretto di tuo marito, sempre maschi sono. Però Poi, così metti zizzania, no, voglio dire, in così famiglia. va, ecco. Naomi. Non vorrei essere il guastafeste, ma era la partita della vita da vincere almeno con 3 gol di scarto, e invece abbiamo vinto solo grazie a un rigore. Sergio Catania che Forse voleva Sergio di più. dimentica da quale partita proveniva il Catania. Ricordaglielo, esatto. Soprattutto da quale campionato viene il Catania, non so da quale Dico, per non partita. andare lontano, Francavilla che è stata... Vabbè. Di contro c'è chi scrive: nessuna generosità, è rigore netto, punto. Forza Catania, saluti Angelo. Siamo circondati da questi Angelo e per il momento mi fermo qui. Bene, grazie. Allora ci fermiamo, anticipiamo di qualche secondo la pubblicità, ci troviamo qui fra pochissimo per continuare a parlare del derby, ma adesso poi cerchiamo di aprire scenari che si possono Una prospettare. panoramica sulla classifica una sventagliata ampia. amplissima su quello che insomma ci sarà da qui alla fine della stagione, quali possono essere anche i risvolti e diciamo il post season eventuale. A fra Perché non pochissimo. parliamo più del Messina e Catania? Adesso ne parliamo. Ok. Sei caro. Torniamo di nuovo insieme e allora torneremo fra non molto a parlare del derby, però apriamo questa finestra su Panoramica. questo ultimo scorcio di campionato. Intanto esaminiamo la giornata appena trascorsa. Vediamo i risultati. Per le pericolanti. Sì. Ovviamente non è ancora conclusa. Sì, in attesa di altre partite che non riguardano direttamente pericolanti, ma riguardano il Catania
in funzione dell'ultima giornata che è Catania e Benevento. Allora, questa è una delle classiche puntate che Michele ora si prende una moment e dice che sono contrarie. Da mal di testa, no? Da mal di testa. Allora, i risultati che abbiamo visto poc'anzi in sovraimpressione, ci torniamo per quello che riguarda la parte bassa della classifica. Il Catania ha guadagnato punti sul Monopoli, sul Potenza e sulla Virtus Francavilla. È rimasto inalterato il distacco con la Turris e con il Monterosi. Allora, possiamo vedere la classifica a questo punto, mi pare giusto, no Alessandro? Sì, a 180 minuti dalla conclusione potete vedere che il Catania conserva 2 punti di margine sul quintultimo posto, in questo momento occupato dalla Turris, e un distacco di 9 punti sul Francavilla e di 11 sul Monterosi, che significa non disputa dei play-out nell'ipotesi in cui. Importante il passo falso del Potenza, tra l'altro rovinoso, ha perso 3-0 in casa col Foggia, che ha determinato l'esonero di Marchionni e del direttore sportivo. E il Potenza, se restiamo un attimo sulla classifica, domenica andrà al Francoscoglio, ospite del Messina, che per effetto dei risultati di ieri ancora non è matematicamente salvo e che in linea teorica può ragionare su una circostanza accennata ieri in conferenza stampa da Zeoli. La circostanza riguarda il fatto che se il Catania finisse ai play-out scatterebbe l'11° posto nel girone C per accedere ai play-off, e questo significa che l'11° posto, in questo momento occupato dal Cerignola, va a essere ambito anche dal Sorrento e dallo stesso Messina a 180 minuti dalla conclusione. E quindi è tutto un gioco di incastri che andiamo con ordine, perché abbiamo una serie di grafiche anche per cercare di capire che cosa c'è. Vediamo intanto il calendario delle pericolanti. Cominciamo dal calendario delle pericolanti, perché lì insomma cerchiamo di così interpretare quale può essere la proiezione di questa volata negli ultimi 180 minuti. Vediamo insieme, eccola qui. Qua. Partiamo dal Catania, 42 punti, arriviamo al Monterosi, 31. Sì, allora intanto penso che il Potenza si è inguaiato anche per le 2 partite che gli restano da disputare. Si è inguaiato moltissimo il Messina a Messina e il Francavilla all'ultima giornata. Francavilla che per effetto dei punteggi abbiamo visto prima ancora spera di poter disputare i play-out, quindi di cercare di restare all'interno del distacco di punti che gli fa disputare l'eventuale spareggio salvezza. Gioca proprio contro la Juve Stabia, che ormai non ha più nessuna motivazione. Esatto, quindi il Potenza credo che in questo momento nel borsino sia quella messa peggio, assolutamente sì. La Turris invece con la vittoria a Latina ha in teoria un calendario agevole, in teoria. In pratica possiamo discutere sul fatto che il Monterosi, vincendo contro il Giuliano, ancora può sperare di disputare i play-out, perché è tornato a 9 punti dalla Turris stessa, 31 con 40, e quindi se domenica a Torre del Greco il Monterosi riuscisse a fare il risultato, anche il pareggio gli consentirebbe l'ultima giornata di poter ancora rientrare nello spettro di distacco che gli consente di disputare lo spareggio mi sembra salvezza. Francamente improbabile. Comunque può andare a Torre del Greco con l'obiettivo di vincere e di rientrare nello spareggio salvezza, in teoria. Le ultime parole famose poi ovviamente le registro, le rimandiamo alla prossima puntata. Non abbiamo finito, guarda, perché abbiamo fatto... Ma andiamo anche sul Monopoli, Angelo. La Turris vince già nel primo tempo 3-0. Adesso il mal di testa viene, fra non molto, perché c'è un'altra grafica. Andiamo un attimo sul Monopoli, sempre restando sul calendario che la regia poc'anzi ci mostrava, eccolo qua. Allora, il Monopoli, perdendo in casa col Taranto, si è complicato la vita, perché andrà a Crotone, e il Crotone è in bilico se restare nelle prime 10 oppure no. Deve vincere, tra l'altro è rottura prolungata da parecchie partite, c'è stata anche un'aggressione a alcuni giocatori del Crotone la scorsa settimana, e poi l'ultima partita ce l'ha in casa col Messina che bisognerà vedere dalla partita col Potenza come uscirà. Esatto. Quindi ecco, tutte le squadre più o meno hanno un coefficiente di difficoltà nel loro calendario. Quello del Catania, secondo me,
passa strettamente dalla partita di domenica. Perché teoricamente Virtus Francavilla se la gioca la Juve Stabia, che potrebbe anche andare in infradito. Esattamente, potrebbe anche consegnare il risultato e poi per lo col stesso Potenza principio andarsi all in. Esatto, potrebbe. Quindi per dirla tutta, se torniamo sulla classifica generale che avevamo visto prima, la partita di domenica a Potenza contro il Sorrento, perché il Sorrento disputa le gare interne al Viviani di diventa Potenza, la madre di tutte diventa le partite. fondamentale. Se torniamo un attimo con la classifica, volevo Stasera fare... c'è un super lavoro Sì, nella regia, vabbè. facciamo impazzire un po' Vi tutti. ringraziamo su tutte le ruote. Anticipatamente. La classifica, eccola qua. Allora, in linea teorica, il Catania dice, parlavamo prima di andare in onda, dice ma anche un pareggio contro il Sorrento andrebbe bene. Questo non lo so, perché il Benevento, che è l'ultimo avversario del Catania all'ultima giornata, come potete vedere alla classifica, e a prescindere dal fatto che in questo momento si sta disputando Avellino-Benevento, ha una posizione di classifica che può oscillare dal secondo al quarto posto. Quindi difficilmente arriverà a Catania senza una situazione della classifica ben definita. Tranne che oggi perde l'Avellino e esatto, poi oppure mette la freccia. Esatto, Però queste sono le partite ideali per il Catania. Sì, quelle più complicate, quelle più Hai complesse, perfettamente ragione. sono proprio le partite che il Catania ama in maniera particolare, dove dà il meglio di sé, mentre invece se va a giocare a Brindisi può darsi che rischia notevolmente, Certo. perché è una squadra strana dove ci vorrebbe altro che uno psichiatra, qualcosa di più, perché riuscire a comprendere. È come se questa squadra fosse double face, cioè c'è una squadra che è adatta per giocare le partite in cui c'è un solo risultato. se dentro o fuori. Dentro o fuori. Se c'è invece la possibilità di poter ragionare, ecco che questa squadra non funziona più. Vediamo un attimino cosa succederà, soprattutto certamente la partita con il Sorrento diventa determinante, ma sarà interessante vedere cosa succede anche stasera fra Benevento e Avellino. Avellino-Benevento. Però posso dire una cosa, Sì, in certo. tutto questo mal di testa ci siamo. Non abbiamo finito con il mal di testa. Dobbiamo vedere i Non abbiamo risultati dei finito. confronti diretti tra le Ecco, pericolanti. ecco. E poi sì, ormai Ormai siamo visto che abbiamo aperto, voglio dire, lo facciamo subito e poi questo ti filone. ascoltiamo. Guarda No, qua. c'è, Guarda no, qua. no. Allora, abbiamo Catania che in caso di arrivo a pari punti è in vantaggio sia col Monopoli che con la Turris per la differenza reti del campionato. È in svantaggio con il Potenza perché ha pareggiato a Catania e perso in Basilicata, e in caso, questa è l'altra ipotesi che abbiamo valutato, in caso di arrivo a pari punti Catania, Monopoli e Turris, Monopoli 6 punti in questa classifica vulsa, Catania 5, Turris 4. Non abbiamo considerato il Francavilla perché per effetto dei risultati di ieri il Francavilla non può più raggiungere il Catania. Esatto, quindi L'abbiamo tolta l'idea dall'otto. che a Francavilla ci saremmo ritornati in un modo o nell'altro, un'ipotesi. speriamo di no, a questo punto viene. Ma là ci sono le compagnie aeree che funzionano perfettamente. tu ne sai qualcosa. E ne so qualcosa. Però in tutto questo ragionamento. Ma oggi ne hai parlato a Radio Rai Sport, Uno Sport. di Sì. questi ragionamenti? Ne abbiamo parlato, perché comunque ma- Patanè ogni tanto va anche sul nazionale così. Sì, Patanè è abituato a passando. questi Ogni tanto mi fa Oggi piacere, pomeriggio. oggi pomeriggio sì, Rai Uno Sport ha confezionato una parentesi dedicata Tempi al Catania, supplementari, tempi la supplementari, e siamo andati sul nazionale a parlare finalmente di calcio, perché normalmente negli ultimi tempi il Catania è andato così sul nazionale per altre situazioni che non hanno nulla a che vedere col calcio. Invece devo ringraziare i colleghi, devo ringraziare la Rai perché ha fatto anche la bella cartolina di Catania, di questa città, e anche raccontando il derby di ieri è stato lo spunto per raccontare gli ultimi anni delle vicende del Catania, passando ai giocatori più rappresentativi a quelli che sono stati i derby e a quelle che sono state anche Gli allenatori. le panchine. Sinisa Mihajlovic, Sì, ho Del ricordato Ciolo Simeone. tra insomma, gli allenatori che hanno lasciato sicuramente il segno, quindi ogni tanto anche una partita come quella di ieri per parlare
di un fatto unico, reputo, nel mondo, il fatto che per una squadra di dilettanti l'anno scorso c'erano 12.000 abbonati. Io reputo che questo sia un record che sia esclusivo del Catania e sia un record mondiale, perché una squadra di dilettanti con 12.000 abbonati racconta pure quello che era la cornice di cui parlava Gagliano del pubblico di Catania. Però a parlare di numeri, Alessandro, reputo ci siamo dimenticati un po' l'essenza di questa partita, che è una partita fondamentale, lo era per il Catania, era altrettanto importante per il Messina. Immagina se il Catania non avesse vinto ieri. E per il carico di emotività che questa partita aveva consegnato ai giocatori del Messina, che a un certo punto si erano presi giustamente, perché è giusto che sì, perché negli scontri, nel senso nei confronti tra avversari si fa in questo modo, avevano preso un doppio spunto e una tripla carica, caricati dai tifosi del Palermo, che erano insomma entrati così a sorreggere, in Serie D. a sorreggere, ma succede, giusto, nel calcio funzionano queste cose, dei tifosi del Messina che vanno durante l'allenamento a consegnare alla squadra un messaggio da dedicare poi nel caso di vittoria, e quindi consegnando la vittoria. Michele, io non ricordavo una squadra che prima all'inizio della partita vada nella curva dedicata ai tifosi che non ci sono, ma che non ci sono perché è capitato un lutto o qualcosa di grave, ma non ci sono perché non c'erano, era già chiaro che non ci sarebbero stati, e vanno ad applaudire prima ancora della partita. Siparietto così particolare per far capire come i giocatori del Messina ci tenessero particolarmente anche a mandare un segnale alla città. Beh, il campanile non si discute. È giusto che sia così, Alessandro. Però E allora, fra un poco torniamo di nuovo a questi, ragionamenti, però per dire, perché da casa chiedono altre spiegazioni. Ho intravisto un messaggio rivolto ad Alessandro, in questo momento non stanno girando, ma io li vedo in anteprima. Allora, il messaggio è questo, che secondo questo nostro telespettatore il fatto che il Catania non si qualifichi per i play-off non libererebbe alcun posto. Lo ha detto Zeoli in conferenza stampa ieri. Lo ha detto Zeoli, però... Se il Catania va ai play-out scatta all'11° posto del girone C per l'accesso ai play-off. Si aggiunge un posto. Assolutamente perché sì. manca, diciamo, Perché chi il arriva posto dalla con cui- Coppa Italia. Esattamente. Così spieghiamo a questo nostro telespettatore qual è il motivo per cui si aggiunge, perché le squadre Perché devono viene essere beneficiato dal girone Esattamente. della squadra che avrebbe avuto così il abbiamo chiarito e il mal di testa passa da Comunque, questo. basta andare a rivedere la conferenza stampa di Zeoli di ma è post partita Alessandro, e ne fa volevo lui sottolineare riferimento. questo fatto No, ci perché mancherebbe. le squadre che partecipano alla competizione sono un certo numero, cioè sono Fino alla decima di ogni decima. girone. dalla seconda alla decima, ma Con considerato la variabile Coppa Italia. con la variante Coppa Italia che si aggiunge, e quindi il posto che è vacante dalla Coppa Italia verrebbe preso dall'11ª del girone. Poniamo che la Coppa Italia l'avesse vinta il Padova, Sì. e il Padova già qualificato per i fatti suoi playoff, sarebbe scattato all'11° posto nel girone del Padova. Bene, così Ok. abbiamo spiegato tutto. Torno da Naomi. Sì, no, ma ho capito tutto comunque di quello che ho. Visto che siamo in tema di encomi per Patanè, io lo leggo questo messaggio, scrivono: mitico Patanè, per passione giornalista tifoso, per malattia farlo per il Catania, per vizio Lars oratoria e per hobby magari l'avvocato va. Se posso aggiungere una postilla, panzuttari mi chiamano Emi, così. Poi volevo dire che il Messina onestamente non meritava di perdere e che il rigore è stato troppo generoso. Le opinioni sono diverse e contrastanti. Buonasera, mi raccomando, ancora non è finita, il Sorrento aspira ai playoff e il Benevento al secondo posto. Giovanni da Catania. PS, quando finisce l'agonia, 27 intendi aprile. sicuramente, il 27 aprile, e poi però c'è il resto. Intanto il 27 aprile. Per il momento quello è il nostro Dice punto di prima arrivo. Michele. Ricordiamoci il rigore netto della partita d'andata non concesso, È vero, scrive su Dubiscas. Angelo e ci ricorda Vero. di cosa effettivamente Dubiscas. eravamo in credito di Dubiscas. Buonasera, ma di cosa stiamo parlando? Era rigore, abbiamo vinto tutto, il resto non conta. Alessandro Abbonato, Curva Sud, partita giocata con Cazzimma, finalmente una vittoria scacciacrisi, almeno si spera, sempre e comunque forza Catania. Il Catania Mai poteva... dire che è una vittoria scacciacrisi con il Catania, mai dirlo, perché la partita successiva poi è una tragedia. Ma speriamo di no, dai, speriamo di Prima no. o poi dovrà cambiare questo esatto.
L'ultimo messaggio che vi leggo: buonasera, io dalla curva sud, la mia posizione dove sono seduto si è visto bene che allarga il braccio. Amico, ma dove sei seduto? Fila 13 posto 9, fila 6 posto 10, devi essere più specifico, il nostro è giornalismo d'inchiesta. Va bene, per il momento ci fermiamo qui. Bene, grazie Naomi. Vado dai cugini. Se siete d'accordo, adesso dopo questo mal di testa, questa girandola di notizie. Però, per chi si è messo in ascolto soltanto adesso, facciamoglielo rivedere poi quel video prima o poi, perché non è un rigore Lo facciamo fra un po'. Lo facciamo fra un non è po'. un rigore No, da proposito scandaloso. Juve Stabia in infradito sta vincendo sul Crotone 1-0. Capito? Allora Juve Stabia. Juve Stabia Crotone capito. 1-0. E meno male che c'hanno infradito. Non fanno sconti a nessuno. Avellino Benevento 0-0. Bene, d'accordo. Andiamo dai cugini. Buonasera ragazzi. Di nuovo buonasera. Di nuovo buonasera. Buonasera. Adesso so che stasera avete qualche testata nuova. No, ci sono. Sì, ce n'è una di nuova. Sì, No, ce n'è. già avevamo fatto vedere, già avevamo fatto vedere. Sentiamo. Sì, esatto, perché poi a proposito di mal di testa ci pensiamo noi. Esatto, così Abbiamo subito, apriamo col chianchiere dello sport. che intitola Vittoria col Messina, un ponte per la salvezza. Esatto, spero che sia un bel ponte. Col Messina gli atenei Un attimo vincono. perché non vediamo, ragazzi, in questo momento non vediamo i vostri giornali. Quindi se abbiamo Dicono un dalla regia che Forse non c'è il video, lo non possiamo c'è il video. raccontare. Possiamo No, raccontare. no, noi siccome vogliamo anche vedere, aspettiamo con calma, siamo fiduciosi che prima o poi arrivi anche, diciamo, Il contributo grafico. anche che fra un poco torniamo da voi, non vi preoccupate, noi abbiamo tanto da vedere, di cui discutere. Ad esempio, vorrei farvi sentire l'intervista a Zeoli nel dopo partita. È 1 minuto, 1:02. Sentiamo le parole di Zeoli nel dopo gara. Quelli. No, adesso. Ah, sai, sono annate, insomma. Io oggi per fortuna ho avuto un'occasione, insomma, che sono scivolato col piede mentre stavo calciando e il rigore, per me è importante segnare poi qualsiasi punta. Poi Pietro sto bravo nel colpo di testa, un po' sfortunato, ma andiamo avanti e cercheremo di fare più gol possibile da qui alla fine, insomma. Questo gol è importante perché la vittoria era importante per noi, per la piazza, insomma. Sapevamo che il derby è una cosa, diciamo, una partita molto sentita, ma per noi era importante per raggiungere, insomma, prima possibile i punti che ci servivano per poi prepararci, insomma, ai playoff il meglio possibile. Questi 2 mesi e mezzo sono stati difficili per me per via del problema all'alluce, insomma, che tutti sapete che mi ha tormentato. E per quanto riguarda, insomma, il carattere, anzi ti dico, a volte ho sbagliato perché mi sono fatto buttare giù, mi sono fatto trascinare, invece dovevo aiutare più la squadra col mio carattere, la mia voglia di vincere, insomma, ma siamo contenti di questa vittoria e cerchiamo di ripartire da qui. Allora, abbiamo visto Di Carmine. Fra poco cercheremo di vedere anche Zeoli. Chiedo scusa per questo piccolo inconveniente, stiamo diciamo riorganizzando le fila in regia, abbiamo fatto degli accorgimenti nel pomeriggio. Devo ringraziare tutti i tecnici perché hanno compiuto davvero un miracolo, perché diciamo che la nostra regia oggi è stata riconfigurata e quindi magari qualche cosa oggi potrebbe non essere al 100%, grazie a tutti quelli che hanno lavorato e che continuano a lavorare e che stanno lavorando in questo momento. Abbiamo una grafica però da vedere che riguarda Di Carmine, ne approfittiamo e lo facciamo subito. Per capire il peso specifico di Samuel Di Carmine sulle sorti del Catania. Quando segna il numero 10 il Catania vince. Vai Naomi. Esatto, queste sono le partite nelle quali è andato in rete. Catania Picerno 2-0, 2 i gol di Di Carmine. Casertana Catania 0-4. 2 i gol di Di Carmine, Catania Taranto 1-0 con gol di Di Carmine, Giuliano Catania 0-1 gol di Carmine, 4-0 la partita Catania Brindisi con un gol sempre di Samuel, Catania Messina 1-0 con il gol di Di Carmine. Quindi ha segnato in 6 gare di campionato e il Catania ha vinto 6 volte. E in Coppa Italia? In Coppa Italia, durante appunto le 2 vittorie di Catania Crotone, finita 6-5 con calci di rigore, Di Carmine, Catania Padova. Scusa Naomi, durante i 90 regolamentari. Mentre durante Catania-Padova 4-2, sempre gol di Di Carmine durante i supplementari. Quindi 2 gol, 2 vittorie, totale 8 vittorie del Catania nelle occasioni in cui il Catania ha segnato Di Carmine. Tengo per me. Ok, fai pure. Quindi ti autocensuri. Mi autocensuro. È arrivata l'autocensura, benissimo. Tra l'altro in 4 partite di campionato il gol di Di Carmine è valso i 3 punti, quindi significa che ha portato in dote 12 punti personalmente grazie alle sue marcature in campionato. Reputo che sia stato Di Carmine in termini assoluti il miglior acquisto che abbia fatto l'allora direttore sportivo del Catania. È stata una scelta attenta di un giocatore che ha
al di là delle condizioni con cui è arrivato, poi l'infortunio all'alluce non è uno degli infortuni tecnici di un giocatore che ha scavallati 30 anni, no? Può capitare ed è stato un incidente di percorso, ma è un atleta che ha carattere, ha motivazioni, è un affamato di gol, come dovrebbe essere un attaccante, non è uno che si lascia battere molto facilmente, è uno che si assume le responsabilità. Michele, quante volte abbiamo raccontato calci di rigore fondamentali, guarda che quello di ieri è un calcio di rigore fondamentale, perché il Messina è una gran squadra, viene a Catania con l'idea di poterla vincere, con l'animo di chi non ha nulla da perdere, in fondo se la può giocare bene, con un bravo allenatore, con un sistema di gioco collaudato, con un gruppo che si conosce e va in una banda dove non si capisce bene chi giochi, chi non giochi, come si giochi, se i compagni si aiutino o no, e quindi penso di poterla vincere. Quel pallone pesa 1 tonnellata, che arriva di Carmine. Non ho dubbi che solamente un grande professionista e soprattutto uno con la sua esperienza poteva essere sereno nel battere quel calcio di rigore che invece a tanti altri avrebbe fatto venire la tremarella, questo non c'è dubbio, soprattutto perché in questo caso praticamente i 21.000 spettatori è come se facessero un effetto anche opposto da questo punto di vista, ma non è il caso di Di Carmine, perché Di Carmine ha tanta di quell'esperienza per cui riesce un pochettino a risolvere tutte le sue problematiche. Anche Purtroppo altri giocatori anche il rigore col Padova è stato un rigore delicato. Assolutamente. L'ultimo appuntamento per restare in partita contro il Padova, perché il Catania già Abbiamo appena perdeva rivisto la 1-0. trasformazione di Di Questa Carmine. invece è la trasformazione di ieri. Non ci sono dubbi. Di Carmine, secondo me, mi sarebbe piaciuto molto averlo qualche anno fa. Questo sì. O qualche partita in più quest'anno. Oppure vederlo perfettamente in forma tutto il campionato. E purtroppo non è stato così, ma tanti giocatori in questo momento non stanno dando quello che dovrebbero, perché Di Carmine poteva fare certamente molto di più, ma Chirico Non ne parliamo. Allora, mi fermo qua. Però mentre per Di Carmine c'è stata una questione legata all'impianto fisico di Di Carmine, una preparazione all'inizio disastrata, con tutto quello che ne è venuto fuori, quindi quell'intervallo per cui il 100% della condizione non è stata raggiunta. Poi l'infortunio di Carmine è un infortunio collaterale al calcio, cioè non è un problema muscolare, non è una rottura, non è una frattura, è un problema all'alluce che l'ha tenuto lontano 40 giorni. Chirico no. Chirico, secondo me, ha un problema diverso, ha avuto un problema diverso. Chirico nasce come il caposaldo del progetto tecnico del Catania, cioè il Catania di Tabbiani nasce sull'immagine... il Catania di Tabbiani, attenzione. Era Chirico più 10. Chirico Esatto. più 10. Chirico diventa il Maradona di questo Catania sul quale fare ragionare tutta quanta la squadra. L'arrivo di Lucarelli, tant'è vero che le migliori prestazioni Chirico le fa, che non ha avuto fortunatamente infortuni importanti o seri, li fa con Tabbiani. L'arrivo di Lucarelli scombina i piani a Chirico perché non diventa più epicentrico rispetto al progetto di Lucarelli e ancor meno dopo l'arrivo degli 11, dei 12 giocatori. Ricordati la prima partita Catania-Turris, gioca per alta, Chirico in panchina. Chirico in panchina e questo è un segnale forte e chiaro. È lì Chirico che si aspettava un altro trattamento tecnico, ovviamente va in stallo. Poi insomma anche le reazioni di Chirico nei confronti di Zeoli quando è accaduto sul cambio denotano ovviamente una situazione diversa per Chirico. Però posso dirti una cosa, Chirico, immaginando che da qui alla fine della regular season il Catania possa ingranare, non ti dico una marcia regolare, ma una marcia che permetta a questa squadra di poter disputare i playoff, potrebbe essere rivalutato da un'idea tattica di Zeoli che ieri per la prima volta l'ha provato sotto punta e in una condizione dove probabilmente Chirico ha il tempo di potersi adeguare, potrebbe essere ancora una volta un giocatore che possiamo ritrovarci. Ma sai Angelo, l'impressione è che Chirico non sia né un attaccante né un centrocampista e per il tipo di squadra che ha il Catania serve un giocatore come Peralta che è sia centrocampista che purtroppo però si è trequartista. fermato Alessandro, l'ho capito. quindi in questo momento il però Catania... dico gli allenatori che
Si sono susseguiti. Non sono impazziti, penso che poi li allenano, li vedono, soprattutto anche le prestazioni in partita ufficiale. Però Alessandro, Chirico l'anno scorso, prima di arrivare a Dico, Catania... Peralta, nelle circostanze in cui è stato coinvolto, sembra un giocatore con un passo nettamente superiore a tutti gli altri. Infatti uno degli errori trequartisti, mezze ali che il Catania che ha. abbiamo sottolineato più volte di Zeoli è stato quello di non utilizzare Peralta, che dall'arrivo di Zeoli in poi È era finito un giocatore, po' fuori esatto, dai radar. ma non solo, era un giocatore comunque nelle condizioni di poter giocare tutte Ragazzi, quante le partite. facciamo una cosa, facciamo la pubblicità. A proposito di Peralta, siccome ci sono tanti messaggi ci chiedono come sta Peralta. Allora, Peralta dovrà essere sottoposto a esami strumentali, ma le sensazioni lasciano immaginare che contro il Sorrento non ci sarà certamente e neanche contro il Benevento. Ecco, questa diciamo la la stagione prima regolare valutazione. l'ha chiusa qui. Quasi certamente non potrà essere disponibile né contro il Sorrento né contro il Benevento. Allora, fra poco torniamo facendo rivedere l'episodio del calcio di rigore e ognuno poi magari si farà una propria idea. Noi abbiamo detto la nostra, abbiamo cercato di spiegare. Qualcuno dice che ha rigore quando arbitro fischia, ricordando il grande Bosco. Abbiamo Che detto, è il grande amicale, che è sempre così. fra poco torniamo anche dai cugini. Naomi, fra poco anche da te, pubblicità. Tutto tra poco. Tutto tra poco, restate lì intanto. Bene, bene, torniamo di nuovo insieme. Allora, cugini, stavolta ci siamo, incrociamo le dita e vediamoli questi giornali. Dovrebbero esserci. Ci sono Ci sono i giornali, dai. Allora, iniziamo sempre col chianghiere dello Ricominciamo sport. col cangiere dello E sport. vediamolo, dai. Testata Principe. Principe? Sì, Il Principe. Prince. Vai. Che intitola Vittoria col Messina, un ponte per la salvezza. Col Messina gli etnei vincono di rigore, una partita fondamentale per evitare play-out. Se si parla di ponte, Sì, Antonio. esatto. Vediamo cosa dicono i mister in tutto questo. Zeoli analizza la gara con i peloritani. Abbiamo dato una spallata alla salvezza, finalmente. Ci stava. Non ci voleva tanto, bastava solo fare una partita da Serie C dove si lotta su ogni pallone, dove si protesta, dove si casca, si ammuccia i palloni, si perde tempo, come fanno le squadre che devono lottare per evitare la retrocessione. Quali siamo noi attualmente? Esatto. L'allenatore del Messina Modica, come aveva detto prima Angelo, con estrema sincerità, l'arbitro non mi è piaciuto. Da faccia era veramente brutto. È vero, è vero. Il rigore l'abbiamo rivisto a fine primo tempo e secondo me non c'era, ma io sono di parte, così come lo è stato l'arbitro. Secondo lui. L'ha presa in maniera sportiva. Molto. L'unione fa la forza. È sempre così. Durante la settimana vi era stata una sorta di coalizione tra i tifosi del Palermo e del Messina per spedire la squadra etnea verso il baratro dei play-out. A Catania non se la sono presa. No, anzi. Si vede di buon occhio questo nuovo gemellaggio. Proseguite pure così. Se continuate a cucchiare in questa maniera, capaci cacchianamo. Sì, devono continuare. Che continuate proprio così. L'infermeria è ancora piena. Prima è pieno. Si fermano Mazzarini e Peralta. Chi? E Zammarini. Ah, ecco. Scusate. E peraltro anche Monaco, uscito per un acciacco, preoccupa. Il difensore ha inavvertitamente calciato una gamba di Welbeck durante il gioco, astropiandosi in maniera considerevole. Cavolo, se prendi il gamma di quel perché grazie. Perché è abbastanza duro. Il Jolly Castellini invece è rimasto stoicamente in campo dopo un fortissimo attacco allergico dovuto all'ingresso in campo di Emmaus. Comprensibilissimo. Prosegue il recupero di Sturaro. In settimana in mediano si è allenato sul monopattino. Ci siamo. Ferma ancora Teio, l'ex Benevento ha un problema al gomito, gli fa male ogni volta che lo alza. È un problema serio questo qui. Finiamo con finalmente capiamo contro chi giocare. Finalmente. Dopo anni di incomprensioni, di infraintendimenti, di ambiguità, di incertezze, di confusione tra ACR Messina, AS Messina, FC Peloro, Rinascita Messina, Rilancio Messina SSD e realtà varie ed eventuali, adesso finalmente sappiamo che la squadra di Messina contro cui giocare è la CR Messina e non quelle 7-8 squadre di cui tutta la città si era divisa negli anni. Che è buono anche per loro, cioè, finalmente si sono uniti per fare una buona squadra. Passiamo al resto del librino. Che intitola Pomissina su Nevvi e o Catania vince il derby. Il Catania vince il derby secondario contro il Messina e conquista 3 punti che fanno riciatare la classifica. Il gol partita arriva su rigore di mano, braccia, spalla, clavicola, avambraccio, basta che è il rigore. Alla fine è così. E a trasformarlo ci pensa l'implacabile di Cammine. Ha poi tanta valia, grinta, generosità e voglia di lottare. Capare che eravamo in Serie C. Vero, sembravamo quasi in C. Possiamo per favore continuare da sta maniera?
Per Se è favore, possibile. se è possibile. Se possiamo, se possiamo. Se possibile. Vediamo invece le interviste post gara. Zammarini, Stavolta Zammarini. Rivela: purtroppo mi sono fatto male nel prepartita, stavo tentando di imitare un ipotetico tiro di Welbeck e mi sono spasciato un piede. Giustamente, perché a imitarlo, cioè, voglio dire. Noi felici a metà, non sono ancora al massimo ai playoff, spero di star meglio. Di Carmine contento del gol, ai playoff potremo essere una mina vacante. Rapisà da Tona. Ancora questi playoff, prima una massa a vale. Esatto, pensiamo a Rapisà quello. sempre giustamente. Ci sta sempre. Con i piedi per terra. Con i piedi- Ristorazione, no, scusate, in edicola con il resto del librino, il regalo un opuscolo dell'Abico del Rio, scritto con severità ma soprattutto con rigore. Esatto. Anatomia di un braccio. Ah, così vediamo come è fatto. Chiudiamo con la chiosa del direttore Pittera, come può tagliare un derby del genere, Patanè. Ha chiudato bene. Andiamo al giornale, all'infarto quotidiano. All'infatto quotidiano, che Dopo questa ultimamente partita, diciamo dopo questa partita, che cambio intitola palma. vittoria di importanza vitale con scandazzo enorme nel finale. Voglia. Il Catania batte 1-0 un Messina che al 97esimo ha un'occasione pazzesca di pareggiare. Il sospiro di sollievo dei presenti dello stadio ha battuto un albero in piazza Santa Maria di Gesù. Sì, è stato Secolare. Ed è anche Guinness World Record perché il pubblico di Catania entra nel Guinness World Record, stabilito il nuovo primato di apnea di gruppo che ha coinvolto 16.000 persone. Il respiro è stato trattenuto vittoriosamente per 6 minuti di recupero più altri 2. Altri 4 gli avevo da dare. di Sì, recupero. con Catania sempre generosi in questo Abbiamo recupero. fatto l'after. Chiudiamo con Con il Corriere della Fera Mitico. abbiamo questo giornale, anche questo non principe, ma Duca, non lo so, ok? che intitola Ristorazione catanese in tilt e boom di richieste per cozzole di Messina e pesce sciarrano. Esatto, per essere precisi. Nel post derby il pesce peloritano è richiestissimo nelle tavole etnee. Abbonda. L'intervista Il doppia pesce di peloritano abbonda sulla bocca dei degli catanesi. dei stavolta. catanesi. L'intervista doppia di Novi La Moschitta. classica intervista dopo. Parole ai due sportivi del momento, Yannick Sinner e Janu Asigna. Dei sportivi d'eccezione. Passiamo allo sport. Passiamo allo col Corriere della Fera. sport e i nostri 3 co-direttori. Le burla di Gagliano, spiritoso lui. Come sempre. Lo sappiamo. Nel post partita il noto presentatore ha inviato una serie di meme al collega Sergio Colosi, raffiguranti il noto pesce messinese. Vero. Lo storico inviato per nulla irritato No. ha risposto con un audio di 22 minuti. Quanti 22. 22. Ah, 22 minuti. Il punto di Patanè. Il derby contro il Messina ci ha regalato una vittoria incredibile. Attenzione perché oggi l'articolo completo è da pagina 3 a pagina 8. Solo pagina 8. 5 paginette. Perché? Poiché per motivi di spazio è stata tolta la parola incredibile ripetuta per ben 1645 volte. Quindi l'articolo si riduce ovviamente. Finiamo con Vagliasindi che è esaltato. Il giornalista è rimasto così contento della vittoria ottenuta nel derby che ha pensato al direttore sportivo solo il giorno dopo. Quindi per 12 ore di fila non c'è Non ci ha più. pensato, Giù, ha svegliato la mattina subito, quello sì. caffè, colazione, io direttore sportivo, sportivo. immediato. Però Anzi, ci ho pensato adesso grazie a voi, perché era uscito mi avevo ricordato il chiodo, di nuovo. Esatto. Va bene, Abbiamo ragazzi. una serie di domande, piccole domande non si assicura, guerra, sono piccole. Allora, abbiamo chiesto di fare un paio di calcoli con le Anche possibili noi, no? combinazioni di salvezza. Mario Finarchiaro sta calcolando la possibilità di vedere Teglio e Storaro entro la fine dell'anno solare. Ci riusciamo. Angelo Guarneri ci dice che non sta facendo calcoli scientifici perché da inizio anno che ha i calcoli renali. Giustamente ci sono cose. Mentre Loredana Guidotto ci dice che Avi da Sirica fa conti. Invece Kevin Lanzafame ha una domanda per il nostro Vagliasindi. Un Ghiundo direttore sportivo. Ah, dov'è? A che punto è? se ne parla l'anno prossimo. Ormai È sicuro, mi sembra deciso. giusto, ragazzi. Così ci ha detto Grella quando è venuto ospite qui. Allora, S'ha visto Vincent. torniamo da voi fra poco perché sono le contropagelle. Intanto però un po' di messaggi da Nomi, poi vediamo i migliori e le pagelle della partita di ieri e poi magari ci proiettiamo alla prossima gara. Assolutamente Mi pare sì. anche corretto. E con un atteggiamento che dobbiamo vuole... anche, scusa, no, Che è? dobbiamo rivedere poi l'azione del calcio di rigore. Sì, perché l'abbiamo fatto dopo vedere questi l'apertura. messaggi. I nostri amici a casa ci vogliono aiutare a mettere a tacere tutti i vostri discorsi sul rigore, non rigore. Ah, è rigore! E non ne parliamo più. Questo va letto in questo modo perché questo era anche l'atteggiamento col quale è stato scritto. Buonasera, Patanè alla Rai. Tinitulu, Semu Pessi, scrive G.C. Buonasera a tutto lo studio. Sono certo che il Catania, giunto ai playoff, sarà il vero protagonista indiscusso del campionato. Forza Catania e Gaetano da Enna. Buonasera, ieri ho seguito la partita dal divano di casa con l'influenza. Forza Catania e Luca Denna. Ma ti è venuto durante la partita o ce l'avevi già prima? Domanda importante. Buonasera studio. Domanda, ma come mai il nostro capitano non discute mai con l'arbitro? Ciao Naomi, Livio. Ciao Livio, ti ringrazio. Ma Perché ieri non non hai mi sbagliato pare il che ci siano stati episodi
Anche perché la fascia di capitano del era Catania Castellini ieri. è stata così sempre variante, ultimamente non è stata. No, ma se si riferisce alla partita di ieri, dico, non ci sono stati episodi in cui il capitano del Catania ha dovuto interloquire in maniera accesa con l'arbitro. Ma penso che si è stata una riferisse partita normale, un punto di vista un po' il messaggio alle partite anche precedenti, in generale, ok. dove l'incidenza del capitano, ma proprio perché non c'è stato un capitano titolare. Sarebbe Rapisarda. Era Rizzo, sarebbe Rapisarda. Era Rizzo, sarebbe Rapisarda. Poi Castellini. L'ha avuta Castellini, ha girato Zammarini. un po' per Zammarini, Sì. anche Sturaro ha avuto la fascia da capitano. Vero. Anche questo, in questo frullatore di quest'anno c'è capitato. Rivediamo questa azione. Chiedo a Gaetano Marano di farci rivedere quella clip, quel Intanto filmato. Angelo, possiamo aggiornare le due partite in un attimo, corso. Gaetano, un Avellino attimo, Benevento 0-0. Sì. Juve Stabia Crotone 1-0. Nel Crotone espulso Zanellato. Questo alla fine del primo tempo. Alla fine del primo tempo. Allora, vediamo questo episodio, lo rivediamo, lo commentiamo nuovamente, lasciamo a voi magari da casa una riflessione su quanto... Spiegando che queste sono le inquadrature che provengono dalla tribuna B, Sì. che non sono quelle che ha avuto modo di vedere Modica, che non ha avuto modo di vedere quasi nessuno. Questo non lo sappiamo cosa ha visto Modica. No, ha parlato Modica, di una visione no, con il match Modica, analyst. Modica. Quindi non Modica so può quale aver visto immagini. solo le immagini Solo immagini. delle Solo sport quelle. nazionali. Non c'erano altre. Questo No. è quello che Non c'erano altre. questo tifoso che si chiama Michele ha pubblicato, che poi sono state riprese, lo ripetiamo ancora, da Catanista, Però che se Gaetano- ha messo no, insomma, ma non lo so. online anche questo filmato. Ferma nel momento del contatto, eccolo qua e qui. Poi fatevi una ragione, facciamocele tutti quanti. Angelo. Posso dire una cosa? Sì. Mi sono rotto di questa storia del calcio di rigore. Vabbè, però è stato Basta. l'elemento. Poi Basta. in realtà la partita è stata una partita equilibrata. Più Guardate, azioni da c'è, gol. c'è anche un'altra osservazione, ci dicono che Di Carmine forse era in fuorigioco, ma partecipa attivamente a questa azione? Non credo. Ma Cioè, si trova al di là, ma il pallone... Ma non ha nessuna Assolutamente incidenza influenza. sullo sviluppo dell'azione. Questa osservazione, così magari diciamo, abbiamo risposto a chi da casa ci chiede chiarire anche questo episodio. Vogliamo Allora, rivedere ancora una basta, volta l'episodio del basta, calcio? Angelo, l'abbiamo rivisto, Patanè è stato accontentato, adesso siamo alle pagelle, Sì. dai, Alessandro. Andiamo, Le pagelle andiamo con- partendo no. dal migliore. Sì, iniziamo con il migliore che nell'ultima partita disputata dal Catania è stato proprio lui, Samuel Di Carmine, voto 7. Scrive Vagliasindi, le gambe girano, Cianci gli crea spazi e la squadra si appoggia sui suoi movimenti per conquistare campo. Di sinistro colpisce Fumagalli in avvio, poi di destro spezza l'equilibrio con una trasformazione del dischetto fredda e precisa. Attore non protagonista nell'azione che libera il cross Castellini per la torsione di Cianci respinta dal palo. Esce tra gli applausi scroscianti. E adesso vediamo invece il campetto per conoscere i voti che Vagliasindi ha attribuito a Zeoli, intanto partendo con un 6, mentre Furlan, stesso voto, 6. Poi 6,5 a Monaco, 6 a Celli, 6,5 anche a Conte e Castellini, 6 per Bois, 6,5 per Welbeck, 6 a Quaini, 6,5 a Peralta, 5,5 a Ndoi in sostituzione, 6 per Cicerelli, 6,5 a Marsura in sostituzione, 7 a Di Carmine, 6,5 per Cianci e 6 a Chiricò. Adesso facciamo un giro di opinioni. Un breve tu, Patanè. Cosa? Allora, a Zeoli 6 ti sta bene? No, perché stavolta il 6 di Zeoli l'avrei, come l'altra volta Alessandro l'avevo diminuito di mezzo voto, l'avrei aumentato di mezzo perché sempre nella sua ottica che comunque di dare una struttura alla squadra ha messo in campo inizialmente i giocatori che strumentalmente gli servivano di più e cercando di mettere ognuno al proprio posto, quindi mezzo punto in più ci sta anche perché sono entrati in campo 11 giocatori con la paura del risultato che nel frattempo La si sapeva Turris. della Turris che era diventato Con proprio due R o con una R? Qualcuno lo dice con una R, ma questa è una nostra vecchia macchietta. Io Però e volevo Alessandro dirvi, da abbiamo- casa ci dicono che probabilmente è il migliore in campo solo perché ha fatto quel mega salvataggio. È buono, Bois. però ha preso qualche scuffiatina difensiva, ma allora che soprattutto possiamo nel dire di secondo Peralta? tempo. Ma allora, Angelo. Peralta secondo me ha giocato una buona partita, senza dubbio,
me quello che è piaciuto moltissimo è stato Welbeck. Perché? Perché Welbeck non era previsto di essere inserito in partita, lo scopre solamente a pochi minuti. E questa è stata una grande fortuna per il Catania, non perché Zammarini sia da meno, ma Welbeck ha giocato una partita talmente tanto di consistenza contro una squadra e lottando a centrocampo, e finalmente il Catania ha giocato una partita di centrocampo in una certa maniera, cioè dettando il gioco. Che ne possano dire i tifosi del Messina, a parte gli ultimi 10 minuti, il Catania ha sempre gestito la partita, almeno per quello che ho visto io. È Una vero, partita molto tattica. è vero comunque che la partita poteva comunque cambiare nell'episodio di Bois, soprattutto nel secondo salvataggio, perché il secondo Anche sulla salvataggio traversa scheggiata alla fine della partita. è proprio un miracolo quello là, più che altro. Lì la partita sull'1-1 poteva cambiare. Come si può chiudere col palo di Cianci, Esatto. come si può riaprire. può La traversa all'ultimo riaprirsi istante. all'ultimo Anche questo è istante. come Cioè, l'episodio fa del parte di una partita. Fa parte è come l'episodio del calcio di rigore, la stessa cosa identica. Centimetri. Non sappiamo se comunque dopo l'1-1 cosa sarebbe successo. Può darsi che il Catania avrebbe segnato, può darsi che segnava il Messina. Allora, la cosa più rilevante secondo me è l'aspetto mentale della squadra nel suo insieme, perché veniva dal tracollo di Francavilla, una prestazione orribile. Orribile. Settimana di in assenza di pressione squadra. massima, perché chiaramente le altre squadre ormai col fiato sul collo. E la Turris che vince a Latina prima che il Catania inizi la partita. Ma non è che tutte queste componenti negative forse hanno spronato di più la squadra, potrebbe anche essere ma questa la potevano chiave non di lettura. avere questi argomenti dentro, Certo. invece hanno dimostrato Allora, di essere vediamo le squadre che... contropagelle, Angelo. Ultimo appunto. Sì. Allora, i tre della difesa, mezzo punto in più ciascuno, perché guardate che ieri Giacomo Modica se l'è venuto a giocare la partita giustamente con tutto Come il tutte le dispiegamento squadre di di forze Modica. che c'era. E una difesa così distratta in altre circostanze ieri ha retto benissimo il peso di giocatori che giocavano in scioltezza, quelli del Messina, e che ovviamente non hanno lesinato le energie, e se non sono riusciti a fare gol è stato davvero Un solo gioco di per squadra, diciamo allora, esatto, comunque. per Allora, la prima volta. Vediamo le contropagelle, andiamo dai cugini, così vediamo che cosa, che voti avete dato ai giocatori del Catania. Pari, perché la prestazione è stata un'ottima prestazione ma complessiva di squadre. poi, Quindi tu qua ri- ci sono le pagelle. Lanciamo. E vediamo le pagelle. Tu sei la gioia della nostra città. Quando è che 6 e mezzo? Io che che c'è avanti Messina, ma soprattutto rinesci iddo con tutta la difesa a fare la cosa che un buttanti tutti. Non fare ciaruare in dire un botto a Fullan. Castellini 6 e mezzo. O caro si vede con me spombavo peggio di bettettine con me lista satta. Sa bandire un Dalina che vale in gol. Avanti, gli ultimi due sforzi, Alessio! Welbeck 6 e mezzo. A inizio partita 0 ci fece odiare una quasetta di Chiddo Messina e fin primo minuto lanciava a tutti i pari. Cani caccia! Di cambio 6 e mezzo. Stesi tutto questo tempo fuori per un problema all'alluce, no? Dico all'alluce. Catagli dillo, vai, e te le puoi pensare, tanto chi sta giù a fare l'alluce. Picchi uno che segna, una gioca come pane, cecchino. Costantino 6 e mezzo. A un certo punto un recupero si picchiava pallone dell'Olillo e si stava buttando a casa. A sto punto potevi fare completa. Picchiavi una fobice e ci dicevi ora potai questo pallone. Zeoli 6 e mezzo. Facci ciasere da testa dei giocatori due cose. La prima, che da Serie C si gioca finalmente da sta maniera. La seconda, che mancano una OC2 finale. Forza Michele, faccia accadere sta nave! Come sempre. Insindacabile, perché Abbiamo una domanda per il direttore, Brevissima. breve per il direttore Michele, al quale noi facciamo sempre il direttore Michele, al quale facciamo sempre domande, perché secondo noi è la saggezza fatta persona. È una domanda seria, Seria. Sì. Zeoli sta facendo giocare la squadra con uno scolastico 3-5-2, come una classica squadra di Serie C. Secondo lei è perché sa che tecnicamente è una squadra da C o mentalmente siamo da C?
Non è così semplice. Secondo me, Ma intanto scusate, la domanda è del direttore Pittera al direttore Micale? Sì, più o meno. Potrebbe. Da direttore a direttore. allora, secondo me il Catania gioca meglio col 3-5-2 perché questo modulo è molto più adatto probabilmente in Serie C. Il Catania non ha la forza del centrocampo per giocare a 3 a centrocampo, secondo me, quindi con più persone che aiutano. Certo, giocando col 3-5-2 alcuni giocatori il campo non lo vedranno più, vedi Chiarella, perché Chiarella chiaramente con questo schema di gioco non gioca più, però penso che sia lo schema ideale per il Catania, soprattutto anche per affrontare, non lo voglio dire, proseguo del non lo voglio, campionato. mi Il fermo problema qui. della stagione, dicevo così, ci dobbiamo fermare. No, prima l'Oscar per la simpatia, però nelle pagelle non l'avete dato. A chi? A Emmaus. Ah. È l'uomo più simpatico a Catania in tutti i vicoli. Un appunto per Vagliasindi. Va bene, però non abbiamo fatto pagelle del Messina. Non c'era. l'abbiamo fatto, quindi... Allora, se devo parlare del Messina, un giocatore che mi è piaciuto tantissimo è Giulio Frisen. Catania ha fatto un errore a darlo ha via fatto l'anno 2 o 3 scorso, giocate in mezzo al assolutamente. campo, davvero È forte di pregevole fattura. Pubblicità, ci rivediamo fra pochissimo. È l'ultimo segmento di Corner, adesso ci proiettiamo a quella che è la fase finale del campionato, a queste ultime 2 giornate, gli ultimi 180 minuti. Vediamo il calendario del Catania Sì, e poi il anche prossimo per, avversario. La collocazione Certo. di data e orario delle 2 partite, vediamo se, eccolo qua, il calendario. Vai Naomi. Le ultime 2 partite che disputerà il Catania sono previste per domenica 21 aprile, ore 20, Sorrento-Catania, e poi sabato 27 aprile alle 18:30 c'è Catania-Benevento. E questi Ricordiamo sono... che tutte le partite, le ultime 2 partite, giocano tutti quanti in Quindi contemporanea. prossimo turno alle Prossimo 20. turno alle 20, l'ultimo turno alle 18:30. Quindi insomma ci sarà... Però prima era diverso, sì, forse erano le ultime 4 che si 4 partite, giocavano poi adesso sono contemporaneamente, diventate 2. adesso le ultime 2 soltanto. Non Però capisco qual è la... volevo da Alessandro un riassunto delle proiezioni, se ce la fa in 120 secondi così lo chiarisco. Che proiezione dobbiamo fare? Esatto. Allora, E cosa intanto dobbiamo- ci serve la classifica. Vediamo la rivedere classifica. Che mi Classifica, sembra- grazie a Gaetano Marano che fa i salti mortali per ridarci la classifica. Ditemelo prima però queste cose, eccola qua. Così estemporanea. così la puntata. Allora, È provvisoria questa classifica, non è definitiva. Se Turris e Monopoli pareggiano, e al Catania basta il pareggio per essere salvo. Ok, questa diciamo, è la prima considerazione che possiamo fare sulla partita di Potenza contro il Sorrento. Ovviamente è molto importante anche il risultato della partita Messina-Potenza, perché come abbiamo spiegato prima il Potenza ha un calendario particolarmente difficile, l'ultima in casa con la Virtus Francavilla, quindi se non dovesse far risultato a Messina il Catania avrebbe un'opzione in più da spendere a danno del Potenza, che a quel punto, come dicevo a inizio trasmissione, mi sembra a sorpresa la candidata più seria a farsi play out, sempre che il divario dal Francavilla e Monterosi ovviamente sia a salire dei 9 punti. Per quanto riguarda invece lo sviluppo della classifica in funzione della partita col Benevento, l'ultima di campionato del Catania, qualora la pratica salvezza non si chiudesse contro il Sorrento, abbiamo detto prima che a maggior ragione mentre la partita è in corso Avellino Potenza attualmente sono sullo 0-0, se la classifica del Benevento rimanesse in bilico fino alla gara del Massimino è chiaro che quella diventa una partita dal coefficiente di difficoltà molto molto alto, perché c'è differenza ovviamente nel classificarsi secondo, terzo o quarto. Le opzioni che in questo momento possono riguardare il Benevento stretto nella morsa tra Avellino e Casertano. Adesso possiamo vedere il prossimo avversario, perché Sì. siamo negli ultimi 3 minuti di trasmissione e andiamo proprio al Sorrento. Sì, Sorrento che è reduce da una sorprendente sconfitta a Brindisi per 2-0, che comunque oggi attraverso il proprio sito ufficiale ha pubblicato un comunicato che festeggiava la permanenza in Serie C1
per certi versi inaspettata a inizio stagione, quindi comunque un Benevento già contento di aver conservato la Serie C anche per la prossima stagione. Ha avuto sicuramente una flessione nelle ultime giornate, all'andata si giocò al Massimino senza pubblico e vinse 1-0 grazie a un gol di De Francesco e a un errore evidente di Beters su questo tiro da lontanissimo. Vediamo il rendimento più recente. Rendimento più recente, Sorrento-Potenza e Sorrento-Foggia con 2 pareggi, entrambi per 1-1. Poi Sorrento-Juve Stabia finito 1-2 e Sorrento-Latina la vittoria per 3-1. In caso ha giocato 18 partite, 7 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte, 19 gol effettuati e 18 gol subiti. I migliori marcatori sono stati Ravasio con 11 gol, De Francesco con 7 gol, Martignago con 4 gol e dato sensibile nel girone di ritorno in casa ha totalizzato 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, che sono Picerno e Juve Stabia. Se possiamo restare un attimo sul dato dei gol fatti e subiti in casa, possiamo notare come abbia qualche difficoltà realizzativa, poco più di un gol a partita in casa, ma che comunque conserva una buona permeabilità difensiva perché ha subito complessivamente 18 gol in 18 partite, tenuto conto che in casa ha giocato nominalmente, di fatto ha sempre disputato le partite interne a Potenza allo stadio Viviani, quindi anche un handicap con cui si è dovuta confrontare la squadra di Maiuri. Ma non so se Michele ne conviene, potrebbe essere la partita davvero in termini teorici più facile per il Catania. Senza... Sì, ma questo, quello che hai detto tu, porta a fare degli scongiuri che non finiscono mai. Lo capisco. Perché tu stai dicendo una cosa gravissima. La partita deve essere molto complicata, deve essere della serie... Da ultima spiaggia. Da ultima spiaggia. Allora sì, se no se è così non va bene. E allora dobbiamo aspettarci l'ultima di campionato, perché io reputo che il Catania va a Potenza a giocarsi questa partita. Ti prego, veramente. E allora se dobbiamo farci, ci piace. No, così. ma se tu fai la premessa diversa, che la partita con il Sorrento è la madre di tutte le partite, no, allora sì. Io ho detto che non può essere la madre di tutte le partite, in realtà. Anche perché il Catania, Angelo, perdonami, deve superare questa emergenza a centrocampo. E che non è un fatto di poco conto, un centrocampo già che aveva delle difficoltà di suo. Si va a Catania è costato un bel po' di soldini rispetto a un Sorrento. Sturaro non c'è, Deio non c'è, rispetto a un Peralta Sorrento non c'è, Zammarini mezzo e mezzo. Sì, no. Alessandro, a Sorrento stanno ancora festeggiando e hanno ragione perché hanno vinto tutto sommato ma il loro potrebbero campionato. festeggiare ancora di più. Non ci credo. Benissimo, grazie Alessandro, grazie Angelo Padania. Un attimo vado da Nomi perché ci sono dei messaggi da leggere, un'ultima tranche proprio velocissima. Perché da casa sono arrivati tanti messaggi. Va bene, scrivono: ha ragione Michele, una rondine non fa primavera, stiamo arrancando con grande difficoltà. Certo, nella lotteria dei playoff tutto può succedere, ma bisogna affrontarli con serenità, perché sarebbe un vero miracolo vincerli. Naomi e Noemi, sei più carina di Batanè. Grazie, è un complimento? Non lo so. Probabile, sì. Probabile. Buonasera. Non vi preoccupate che senza aspettarcelo andiamo in Serie B vincendo i playoff come abbiamo fatto in Coppa Italia. Gaetano Pagano, comunque tu un po' te lo aspetti, diciamocelo, Frano, un po' te lo aspetti. Inoltrato, buonasera. Inoltrato è, vabbè. Buonasera, e meno male che c'è Di Carmine, se no la situazione di classifica era ancora più horror. Forza Catania sempre, Luca da Enna. Concludiamo con questa dichiarazione d'amore tutta marca Leotru. Catania, siame vita. E grazie. Con questo per oggi chiudiamo. Grazie a Naomi, grazie ai cugini. Ciao. Ragazzi, buona serata, devo ringraziare Angelo Micale che è stato con noi stasera. Io non me ne vado da qua se non rivediamo l'episodio del calcio di rigore. Allora, io lo faccio rivedere. Perché io non sono convinto. Ce lo fa rivedere, guarda, chiudiamo con questo episodio. Lo rivediamo, guarda, noi siamo prontissimi. Eccolo qua, lo abbiamo rivisto, abbiamo accontentato Micale. Mi pare, mi sembra anche giusto. Mi sembra anche giusto. E ancora un'altra volta, attenzione. Grazie ad Angelo Vananè, grazie ad Alessandro Tagliesini. Torniamo, lo ricordiamo, con lo sport venerdì perché c'è preview con Marco Carli, domenica c'è diretta stadio. Stavolta a che ora iniziamo, Padanè? La partita è alle 20. Alle 20, quindi iniziamo alle 19:30. Bravissimo, ma bravo. Noi saremo allo stadio già, noi saremo qui in studio. Saremo qui in studio. Bene, grazie ad Angelo Padanè, grazie ad Alessandro Vagliasini. E Corner torna lunedì prossimo, come sempre, per raccontarvi non solo la partita che è stata, ma quella che sarà, e ci proietteremo con altri numeri da mal di testa. Sicuro. All'ultimo segmento proprio e rivedremo il rigore. Buonanotte a tutti.